Allora, così de botto. Allora, lui c'è, noi ci siamo. Andiamo a mettere un attimo le luci. Eccoci qua. Allora, coso dietro? Aspetta, quasi. Ah, bello, tanto dopo lo dobbiamo togliere per... Ah no, aspetta, effettivamente, tanto. Ma così 2 secondi. Ecco qua. Questo non consuma tanta memoria. Allora, Gianmarco mi ha avvisato oggi che era uscito il trailer di Karate Kid Legends. Quindi, a questo punto, ci siamo detti perché non vedercelo in live. Preso quello internazionale, vuoi quello italiano? Preferirei, perché noi Va lo vedremo al benissimo. cinema e sarà in italiano, quindi devo sentire. Vedere un attimino com'è la situazione. Oh. Ecco qua, è a posto. Le nostre tradizioni sono radicate nella storia. Il Kung Fu, il Karate. L'albero cresce forte. Lei conosceva il signor Miyagi? Non sono qui per il maestro Miyagi. Io sono qui per te. Maggio sì, maggio Nella vita c'è una sola domanda che conta. Vale la pena combattere? Oppure no? Lì è per me ciò che tu eri per il maestro Miyagi. Due rami, un albero. Mi avete comprato? Sì, sì, sono dei vostri. Sì, assolutamente. Mixtape Sì, fra Kung Fu sì. e Karate, questo è il guerriero del Zip. No, sono Zip è proprio potentissimo. pienamente Lui è d'accordo. potentissimo, è il guerriero finale. Ma sono pienamente d'accordo con te, Gianmarco, guarda. Miguel Suka, ora c'è lui, potentissimo. Vabbè, proprio suca, Suka, proprio suca del tutto, no. Suka Priet. Suca completo, no. Oddio, Però, ma lui è minchia, ben lì, ben ten, chi si parenta ben lì. sembra un bel film su Karate Kid, rivisto come lo si sta vedendo adesso. L'idea... Street, e che cazzo, è un po' di... Sì. Oggi poi si allena con tutti e due, io... Non andiamo più al cinema da tempo immemore perché le uscite... Siamo andati a vedere... Le uscite è meglio quando sono uscite dalle sale in alcuni casi, quindi... Siamo andati a luglio, lo zio. A Deadpool e Wolverine. Basta. E il Mo signor stanno Tecchio dicendo- che è arrivato questa sera qui a Napoli, noi andavamo, è stato un periodo d'oro dove avevo la scheda con l'ingresso maggio al cinema, noi andavamo quasi tutte le settimane. Allora, vediamo un po' il caro Outlast. Ok, gli metto soltanto i filtri. Ok. Allora, vediamo un po' cosa è stato aggiunto. Dai. Facciamo un'orettina qui, poi vediamo un pochino di andare su Marvel. E dal 20 c'è l'evento, Gianmarco. Yeah. Dal 20 c'è l'evento, attenzione. Allora, vediamo così se regge. Ok, avevo dei punti in sospeso. Oh, stanno già succedendo cose. You said escape was impossible. You said the only ways out were release or death. But somehow,
a test subject got out of the trial environment. That fact alone demonstrates how dangerous she is. But what concerns me is she hasn't tried to escape the facility. Oh, she's here. Somewhere behind the walls. In the ceiling. È rimasta all'interno e sta Scurrying cercando... around Sì, like a rat. sì. Building something. Vediamo adesso cosa cambia. Questo è il trailer che avevo visto comunque. Planning what is the question. And God help us when we find out. Wait for my word. Be ready. They're gonna pay for what they did to us. Hai capito? Potrebbe esserci qualche risvolto interessante. Allora, quindi a noi cosa cambia? Salve Salvino. Salve Salvino. Allora, novità. Progetto Breach. Tra i reagenti e lo staff di Sinalia hanno iniziato a girare voci su un'evasione. Inizialmente la Markov ha negato la notizia, ma nel progetto Breach i giocatori incontreranno Amelia Collier, una reagente evasa che vive tra le pareti dei test. Sebbene le preoccupazioni per la fuga di Amelia abbiano raggiunto Easterman, lui e il suo team continuano a perseverare, scusatemi, esplorando gli effetti psicosessuali che Franco ha avuto sui reagenti, liberandolo in un nuovo test storia. Soddisfare il procuratore. Ambientato nella mappa di Outlast Trials più recente, centro città, i giocatori dovranno rivoltare il cabaret infido di Franco contro di lui. E per i reagenti che hanno carpito qualcosa sull'evasione, la Markov ha ancora più contenuti per tenerli impegnati e non preoccuparsi di tali assurdità. Sognare a occhi aperti sulla propria vecchia vita è vietato. Produttività e collaborazione sono la chiave. Ossia, state fermi lì cionchi, non ve ne andate, se no spezziamo le gambine. Però detto in modo carino e simpatico, dai. Allora, vediamo di riaprire la chat. Ok. La live sta andando? Sì, allora, al momento tutto Thatcher. Allora, è stato aggiunto, un nuovo potenziamento. Ecco qua, è stato aggiunto lui. Oh, barricata, aspetta. You need something? Sarei l'accecante, l'artefatto curativo. Sì, mi sembra che era questo qua. No, aspetta, questo è quello che è stato aggiunto l'ultima volta che si potevano bloccare le porte. Non ricordo quale questo qua allora. Ricordo che ne era uscito un altro. Aspetta, anche perché è scritto qui. Nuovo catalogo, nuovo nemico pitcher. Nuovo impianto il gemmer. Allora è un oggetto e ricordavo io male. Allora. Let's see what new toys I got. Ah no, eccolo qua, il gemmer. Eccolo qua. Ah, ciotto. Shit, man. Quindi Anything I can do to help? blocca tutto. Peacemaker attiva automaticamente l'autorianimazione. Utilizzabile anche per rianimare un compagno morto. Oh, aspetta. Good luck with that. Hackeraggio veloce. Maybe that'll give you a fighting Distanza. chance. If that gives you any trouble, let me know. Allora, aspetta, sto Good luck out gemmer, devo dire la verità. Una prova gliela farei. Oh, c'è Babbo Natale. Salve, Babbo Natale. Salve. Allora, vediamo un po' dal terminale. Inverno crudele. Soddisfa il procuratore. Colui che controlla i desideri della giustizia definisce i contorni della legge. Soddisfa i piaceri più peculiari del procuratore. Vamos. Allora, aspetta.
spero che vada bene. The trial is ready. Please proceed. I mezzi sono rimasti sempre perfetti. Vediamo solo se regge. Filtro per la camera. You are a gentle hand, and you are a crushing fist. You give pleasure when lust is the lubricant of power. You give pain when violence is the fountainhead of control. Replace the prosecutor's wars with assassins, and we will let you out. Allora, ecco c'è Franco. Franco che si fa la doccia. Bravo Franco. Franco. No, Franco. Ok. Oddio, perché sono sul binario? Brutta cosa. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Cerco di vedere se per caso da qualche problema la live. Vabbè. Violenza, violenza, violenza. Va bene. Sembra che il messaggio sia molto chiaro, effettivamente. Un po' di energia da qui. Aspettate, devo staccare il filtro da qua, altrimenti ci saranno problemi. Allora. No, no, signora, 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 signora. Dai. Dai, signora, dai. Dai, Orsu. Con un lucchetto, tieni per utilizzarlo. Io devo uscire da qui. Accedi al teatro. Va bene. Facile. Mi sembra giusto. Cosa vuoi tu per farmi entrare? Biglietto del teatro richiesto. Già dobbiamo avere a che fare con un altro teatro un attimino più in là, quindi salve. Allora, qui dentro cosa c'è adesso? C'è una leva. È abbastanza a lungo nell'aria. Qui si muove da qua. No, no, brutto esempio, brutto esempio, brutto. Puttane tesoro, te m'ha visto. Trovo un modo per continuarlo. Ed è al 30%, vai. Non ci sono, non ci sono. Non ci sono. Devo dire qualche altra cosa? No. Brutto, brutto e cattivo, brutto e cattivo. Molto brutto e molto cattivo. Tanto alziamo qua